Volevamo sapere qualche piccola cosa. Secondo lei la bellezza in questo caso per lei in una donna, in che cosa consiste? Deve essere bella, composta, lunga, Cioè composta significa ordinata negli atteggiamenti. pulita, ben vestita. Ma mi dica una cosa, se una ragazza per esempio tutto d'un colpo gli dà un bacio, lei c'ha un buon concetto o un brutto concetto di questa ragazza? Comunque, secondo Guardi che c'è sua moglie che sta guardando in questo momento, badi come va. secondo l'amicizia che c'ha uno. Ma l'amicizia, se è un bacio un poco provocante, lei pensa questa qua è una che io non glielo darei il bacio perché non è cosa mia, no? È un poco di buono oppure approfitterebbe della situazione? Io credo di no, non lo... Non approfitta, ma non è che lo dice perché c'è sua moglie. No, lo dico sinceramente. Convinto? Sì. Va bene, grazie. Via. Buonasera signora, siamo di Telesuono, vedo che è in buonissima compagnia, questo è il suo figliolo? Mi stai facendo raffreddare il bambino che sei? Sì, non si fa una domanda soltanto, secondo lei la felicità cos'è? Non lo sa, è la bellezza? Tutto ciò che piace. Ma è riferito ad un uomo, cioè lei nei confronti di un uomo, cos'è bello? Ciò che piace. Ciò che piace, per esempio? Può essere una cosa bruttissima ma per una... Ma cos'è bello? Cos'è bello? No, non stiamo scherzando, signora. Comunque, le zone erogene, secondo lei, verso dove si trovano? Non lo sa, vabbè, grazie comunque. Via, buonasera, siamo di Telesuono. Qualche piccola domandina, secondo lei, in una donna, che cos'è bello? La bellezza di una donna Esatto. sarebbe da un ginocchio in giù, Questa potrebbe essere una domanda, per esempio le caviglie non gli importano. A me capita. Tallone. No. Non gli importa. Che poi, Sì, ma se una ragazza improvvisamente gli dasse un bacio, lei che cosa penserebbe? ma insomma, se non restituire non glielo restituire, se no moglie pazza vai. Sì, ma lei cos'è che pensa? Ci sta, non ci sta? Ma secondo, non so, va, la ragazza, il tipo della ragazza, Poniamo il caso che è bella. figlia ancora. Figlia Angara, vabbè, questa trasmissione la faremo rivedere al luogo dovuto a sua moglie. Grazie. Buonasera, siamo buono. Lei è truccato da carnevale o generalmente veste così? Sono truccato da carnevale. È truccato, ne siamo sicuri. Gli altri giorni veste bene, diciamo, normalmente. Qualche piccola domandina. Secondo lei cos'è la bellezza in una donna? In una donna. Quello che può desiderare un uomo. Come? Quello che può desiderare un uomo. Cioè? Cioè gli occhi, le gambe? Ma secondo lei la bellezza è segno anche, cioè, di virilità? Oddio, che cosa c'è anche? Anche? Grazie. La bellezza. Ma una cosa che aiuta che non Ma c'è la bellezza per te, vuol dire anche virilità, una persona è bella perché è virile. non hai capito? Cioè una persona, secondo te è bella... Scusa, secondo te una persona è bella perché è anche virile? No, la virilità non c'entra niente con la bellezza. Tu sei virile? Questo qua mi piglia un pochettino tra capo e collo, tu mi devi dire chiaramente se sei o no virile. Numero 15, Mazzarisi Giuseppe. Numero 15, no? Appunto, volevo che tu mi rispondessi. Non posso vedere. Signora, secondo lei, suo virile o no? Come? Secondo lei suo marito è virile o no? Che significa? Che significa? Lei mi deve rispondere. Numero 26. Sì. È virile? E le sue zone erogene dov'è che si trovano? Quelle di suo marito?